Dottore, lei mi insegna, in qualità di medico, che la scienza va avanti con la sperimentazione. Se non ci fosse la sperimentazione non ci sarebbero neanche gli studi per nuove possibilità di guarire qualcuno per altre cose. Allora, io sono una persona curiosa, non posso dire di sapere ciò che lei sa in questo contesto, è impossibile, però cerco di informarmi ed avere il maggior numero di informazioni possibile. Ora, risulta da dati non confutati che in moltissimi comuni o comunque moltissimi suoi colleghi che hanno sottoscritto un protocollo che è alternativo siano riusciti a contenere in modo estremamente significativo i casi di problemi pesanti di coronavirus. Attenzione, scusi, specifichiamo un attimo una cosa, che protocollo alternativo non vuol dire che facciamo i santoni. No, protocollo alternativo è in realtà adoperare le medicine canoniche, alcune medicine canoniche che voi usate semplicemente per altre cose, usarle nei primi sintomi di coronavirus. Ora, risulterebbe che in questi comuni, dati statistici reali, che i casi di decessi per coronavirus o comunque di terapia intensiva per coronavirus sono stati clamorosamente abbassati. Allora, il fatto che lei non sappia che ci sono altri suoi colleghi che hanno fatto questa cosa è legittima, ok? La cosa che non è legittima dal mio punto di vista è che questi protocolli hanno provato e stanno provando, questi medici, scusate, che stanno utilizzando questi protocolli, hanno provato in miliardi di modi a rendere pubbliche queste cose e riescono a farlo solo e esclusivamente con i media alternativi, perché l'hanno proposto in regione a Zaia ha fatto spallucce, li hanno proposti a livello nazionale all'Istituto Superiore della Sanità e l'Istituto Superiore della Sanità ha fatto spallucce. Mi domando perché, se qualcuno dà delle prove inconfutabili che il sistema utilizzato per andare a eliminare il problema o comunque trovare soluzioni migliori non vuole essere ascoltato e si mettono delle persone come lei, dottori, nella condizione di non sapere neanche che queste cose ci sono. Quindi io mi faccio una domanda, il perché? Perché magari poi sono delle cazzate. Posso? Direttore, scusi, posso? Sì, certo, posso, prego. Posso? No, nel senso che a me va bene tutto, però se ci sono dei comuni e dei protocolli inconfutabilmente che dimostrano, io avrei bisogno di capire quali comuni e quali protocolli. Dati Istat. Ma dati Istat di che? Cioè, Istat in funzione a quelle che sono... Quali comuni? Se lei mi dice... Ne dico uno perché ho la certezza matematica. Santa Lucia di Piave. Queste cose servono per creare confusione alle persone. No, possa mai, non faccia finta di non sapere. Possa mai, non faccia finta di non sapere. Miracolose che non vengono rivelate alle persone per qualche oscuro motivo, per cui bussano alla porta di qua o di là e non gli viene dato ascolto, ed è una roba gravissima, per cui o ci sono c'è qualche elemento concreto in cui lei ci dice in quali comuni, con quali protocolli e quanto cala la mortalità, oppure lei sta facendo una cosa pericolosa perché in diretta televisiva sta dicendo delle cose che se non dimostra sono gravi. Benissimo, sono d'accordo. La mortalità. Sono d'accordo con lei, ne dico uno solo perché non ho la certezza matematica. Santa Lucia di Piave. Vada a informarsi, lei è anche consigliere regionale, forse ha gli strumenti per poterlo fare. Se non lo fa, chi fa un disservizio alla comunità è lei. Ma e quali protocolli? Guardi, allora, io non sono un medico, se vuole le mando il protocollo sottoscritto da circa 300... Le mando il protocollo sottoscritto da oltre 300 medici, si informa, si fa una cultura e vede effettivamente che esistono queste cose. Se lei poi non vuole ascoltare queste cose perché vuole mettere la testa sotto la sabbia, la responsabilità oggettiva è sua e non mia.